Approvati dalla Prefettura di Agrigento le proposte progettuali riguardanti l'installazione di impianti di videosorveglianza nei comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, in esito a un'apposita riunione con i rappresentanti delle forze di polizia territoriali della provincia di Agrigento, delle zone telecomunicazioni della Polizia di Stato della Sicilia occidentale, finalizzata all'esame dei progetti volti all'installazione dei suddetti sistemi a valere delle risorse di cui alla legge 20 febbraio 2017 recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Le istanze di finanziamento presentate dai comuni della provincia sono state esaminate in via preventiva dalla Prefettura di Agrigento, che ha assicurato anche una valutazione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione al finanziamento del Ministero e della congruità tecnica delle singole proposte progettuali, seguendo e supportando i comuni interessati nelle complesse attività preparatorie. Sono stati condivisi e approvati i contenuti dei progetti presentati dai comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa, Linosa, Palma di Montechiaro e San Biagio Platani in relazione all'esigenza di realizzare sistemi di videosorveglianza sempre più performanti che prevedono collegamenti con le sale operative delle forze di polizia, al fine quindi di favorire interconnessioni e sinergie tra le varie componenti operative della sicurezza sul territorio. Dopo l'esame valutativo favorevole, le istanze con le relative progettualità elaborate dai citati comuni sono state trasmesse per l'approvazione definitiva e l'ammissione al finanziamento al Ministero dell'Interno, che provvederà, secondo i criteri previsti dal quadro normativo di riferimento, all'approvazione di una graduatoria finale dei progetti al fine di erogare le risorse. La Prefettura di Agrigento, in considerazione dell'ampia estensione territoriale della nostra provincia e delle realtà disomogenee per tasso di criminalità, livelli di autorizzazione, caratteristiche socio-economiche, prosegue nell'azione di sensibilizzazione delle varie amministrazioni locali al fine di delineare una sinergia condivisa per la razionalizzazione degli impianti di videosorveglianza attraverso un'utile programmazione finalizzata a ottimizzare quindi le risorse a disposizione delle forze di polizia e delle polizie locali, in modo da sviluppare progetti di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio. I sistemi tecnologici previsti, unitamente ad altri impianti già allestiti nei vari comuni delle province, sono finalizzati ad accrescere anche il controllo del territorio nelle aree più esposte al rischio criminalità, presentando il valore aggiunto di rendere più efficace la prevenzione, oltre che di supportare le attività delle forze dell'ordine.